Nuova protesta contro il rigassificatore, mezzo migliaio di persone a Trieste sotto la prefettura. Questo pomeriggio c'è stata a Trieste una nuova manifestazione di protesta contro il rigassificatore che Gas Natural vorrebbe costruire a Zaule. I manifestanti, oltre 500, hanno detto che scenderanno di nuovo in piazza in occasione del previsto arrivo in città del ministro dell'Ambiente Clini. Ma vediamo com'è andata questo pomeriggio nel servizio di Nada Ciocca. La Regione ha ignorato tutte queste persone e ha detto sì, facciamo il rigassificatore. Aver ignorato la contrarietà del Comune e della Provincia nell'autorizzazione ambientale è uno dei motivi che ha chiamato a raccolta almeno 500 triestini che hanno manifestato il proprio no al rigassificatore sotto la Regione e la Prefettura. Cittadini in rete assieme ad ambientalisti e studenti che si sono dati appuntamento per la settimana prossima, quando è previsto l'arrivo in città del ministro Clini. Ai primi cittadini della provincia chiedono un impegno preciso. Recarsi a Roma in delegazione per essere ricevuti da Monti e dai ministri di pertinenza per significare il totale no della città di Trieste alla costruzione di questo rigassificatore. Non è vero che le istituzioni non ci sono, abbiamo dei contatti costanti e continui e ci stiamo coordinando per batterci tutti quanti insieme contro questo rigassificatore. Il sindaco di Muggia annuncia iniziative assieme alla provincia per coinvolgere anche i parlamentari della regione. Infatti arrivano Rosato e l'europarlamentare Serracchiani per sfilare nel corteo assieme al sindaco di Trieste e la presidente della provincia. Intanto un gruppo di biologi sta studiando i modelli di rilascio del cloro e dell'acqua fredda nel Golfo. I modelli che sono stati utilizzati e depositati in Regione per l'autorizzazione integrata ambientale riguardano una modellistica su 72 ore. Questo ci lascia delle grosse perplessità sul fatto che l'acqua non si continui a raffreddare durante tutta la fase di esistenza dell'impianto. Potrebbe rappresentare un corpo, una lente di acqua fredda che ostacola in parte la circolazione naturale in Golfo. È quello che avviene a Porto Viro, dove una nuvola di cloro viene a circondare l'impianto, ma lì siamo in mare aperto.